Quanto pesa il dissesto sulla macchina del comune, sulla macchina del personale soprattutto? Noi oggi abbiamo già delle difficoltà nel rendere efficienti ed efficaci i servizi che rendiamo con 94 dipendenti che abbiamo attualmente nelle dotazioni. A fine anno saremo 84, quindi avremo una criticità di ulteriori 10 dismissioni di unità e dovremo raggiungere il livello di 80, che è quello che la stessa Corte dei Conti ha accertato essere il livello di riferimento. Può fare qualche esempio su degli uffici che entro fine anno patiranno l'assenza di personale? Certamente l'ufficio personale già adesso ha una persona a mezza servizio, in tempi relativamente recenti ve n'erano 4 impiegate in un servizio assolutamente efficace e strumentale per il comune stesso. Allora diciamo quali sono i servizi su cui questa situazione andrà a pesare. Tra questi la biblioteca. La biblioteca io personalmente la vorrei assolutamente aperta, la vorrei assolutamente gestibile perché il patrimonio di libri che c'è è assolutamente importante, però il servizio della biblioteca è un servizio che io posso svolgere alla comunità, mentre per esempio il servizio dell'URP è un servizio che io devo svolgere alla comunità e purtroppo sono alla ricerca di strumenti che possano consentire almeno di tenere aperti i locali perché possano essere oggetto di incontri di studio, lavoro o anche svago culturale per la comunità stessa. In conferenza ha parlato di asilo nido e trasporto scolastico, lì che cosa accadrà? Lì accadrà che dovranno essere 2 servizi che dovranno necessariamente essere esternalizzati, in quanto le persone che oggi sono dedicate a questi servizi andranno in pensione e quindi soprattutto per l'asilo nido non sarà possibile offrire il servizio fino alla conclusione dell'anno. Oggi ricordo vi sono 3 operatrici e il limite è di un'operatrice per 6 bambini assistiti, 2 di queste andranno in pensione a partire dall'anno 2020 e come tale non è possibile prestare un servizio nella sua completezza.